Buongiorno a tutti, Dober Dan. Avrei voluto essere presente alla riunione, all'Assemblea Generale della vostra Confederazione, ma purtroppo un impegno mi ha trattenuto a Bolzano oggi. Avrei voluto essere presente anche per ringraziarvi personalmente per l'aiuto che avete dato per la raccolta delle firme per il Minority Safe Pack. È stato veramente un successo, abbiamo raggiunto a larga misura, tra l'altro, 1 milione di firme in giro per tutta l'Europa. Adesso il lavoro ci aspetta qui a Strasburgo e a Bruxelles. Quindi dobbiamo presentare queste firme alla Commissione europea e volutamente non lo abbiamo fatto finora. Non vogliamo che questa iniziativa si disperde tra una legislatura e l'altra e quindi la FUEN, che in prima linea è stata responsabile per questo lavoro, ha deciso di presentare la firma solo all'inizio della prossima legislatura del Parlamento europeo e della Commissione europea. Però deve essere anche l'obiettivo di avere una chiara responsabilità per le politiche delle minoranze linguistiche all'interno della prossima legislatura e quindi forse con l'aiuto e spero con l'aiuto di Minority Safe Pack la prossima legislatura diventi veramente una legislatura importante anche per la nostra causa, per la causa della tutela delle minoranze linguistiche. Proprio questa settimana a Strasburgo abbiamo votato su un rapporto che è stato redatto dal mio collega Nanji sulla tutela delle minoranze linguistiche. Io ho insistito su questo rapporto anche su nuove questioni, per esempio la questione dell'accesso ai media, accesso alla stampa, ma io penso che rimane di primaria importanza anche la questione della partecipazione politica, argomento particolarmente sentito anche dalla vostra minoranza, dove la partecipazione politica, soprattutto a livello nazionale, non è garantita. Viviamo in un periodo dove chiaramente il nazionalismo in Europa avanza, anche in Italia tra l'altro, e questo non è sicuramente un bene né per l'Europa nel suo insieme, ma non è sicuramente un vantaggio per le minoranze linguistiche. Le minoranze linguistiche hanno bisogno di un pensiero regionale, lo sviluppo delle amministrazioni anche locali, del federalismo, di un ambiente dove si possono sviluppare, dove ci sia anche una forte collaborazione transfrontaliera. Questo vale per noi nel Sud Tirolo per quanto riguarda la collaborazione con l'Austria, ma riguarda soprattutto anche voi nella collaborazione con la Slovenia. Quindi io spero veramente che riusciremo anche nelle prossime elezioni europee a battere questo pensiero nazionalista e andare avanti su un progetto di un'Europa comune, un'Europa che lavora, dove gli Stati lavorano insieme, ma un'Europa che è soprattutto concentrata sulle regioni, sulle competenze regionali e che diventi veramente una casa di tutti, una casa anche delle minoranze linguistiche. Vi auguro buon lavoro, a presto a tutti. Buongiorno.